Allora, direttore, vediamo un po' di raccontare anche cos'è Confservizi. Sì, Conservizi è l'associazione imprenditoriale che raggruppa tutte le aziende che erogano servizi alla pubblica collettività, le ex municipalizzate, ovvero le aziende che entrano in tutte le case di tutti gli italiani con l'acqua, con la luce, con il gas, quelli che raccolgono e smaltiscono i rifiuti e quelli che trasportano le persone Quindi da tutte casa al quelle di lavoro o da casa a trasporto, scuola. esatto, che è un mondo immenso, tantissime aziende municipalizzate o ex municipalizzate che dir si voglia, sono veramente... Quant'è il personale che... Nel Veneto le persone che lavorano in questo mondo sono 15.000 Tante. persone che lavorano nel settore dell'acqua, del gas, dei trasporti, dell'energia e dei rifiuti. Ed è un mondo è una popolazione, è una piccola città in un contesto molto ampio che però dà un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, perché tutti quanti vogliamo alla mattina quando ci svegliamo accendere la luce, che ci sia la lampadina che si accende, andiamo, apriamo il rubinetto dell'acqua per farci il caffè, ma lo vogliamo. Ecco, vuol dire che poi alla notte qualcuno ha lavorato perché alla mattina ci sia un servizio, e quando usciamo che ci sia un autobus anziché un tram che funziona e che ci porta a scuola o al lavoro. Ecco, questo è il mondo che Conservizi rappresenta, un mondo anche particolarmente importante anche sul piano tecnologico, perché Infatti, c'è un all'interno investimento ha anche delle lì, sì. tecnologie molto avanzate, quindi del personale che deve essere sempre al passo coi tempi. Fate esatto, formazione, questo è un altro aspetto molto importante. Voi puntate tanto sulla crescita delle risorse umane, no? per essere competitivi sui mercati, perché le sfide adesso sono anche delle aperture, no? Dei mercati, tra le altre cose. Il più grande investimento che un imprenditore fa, che sia un imprenditore pubblico o un imprenditore privato, è sulla risorsa umana. E quindi la formazione sicuramente è un elemento importante che un imprenditore, sia esso, ripeto, pubblico, sia esso privato, deve puntare. Noi diamo il nostro apporto su un livello di formazione molto alto, che è quello universitario, ma come ho avuto modo di dire con il telespettatore che ci stava seguendo, abbiamo l'opportunità di creare dei pacchetti formativi Anche proprio adatti specifici. per quell'azienda, che sia l'artigiano, che sia l'imprenditore di qualsiasi settore, non ha importanza. Gli creiamo il pacchetto formativo e prendiamo i migliori docenti dall'università e gli creiamo i pacchetti universitari o comunque dei percorsi formativi ma gli diamo anche i crediti formativi universitari a quel dipendente lì. Quindi l'imprenditore dà un doppio servizio al proprio lavoratore. E questo è quello che stiamo facendo anche all'interno delle aziende pubbliche, a capitale pubblico, in cui l'azienda ci chiama, prende i pacchetti di un Inetuno attraverso la propria associazione, la Confservizi, e lo eroga con ovviamente ulteriori vantaggi, perché un'ulteriore convenzione che facciamo con la singola azienda, e propone ai propri dipendenti di laurearsi, di fare un percorso formativo molto importante, molto allettante, a volte anche per coronare un sogno. A volte per avere un aumento anche all'interno di Oppure per posizione, avanzare di carriera. Molte persone che della pubblica amministrazione si iscrivono attraverso noi e con esperienze già maturate negli anni hanno avuto accesso a dei concorsi che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di fare e di avanzare la carriera. Ecco, questo è possibile, quindi coniugare poi il lavoro e lo studio. Studio e lavoro, lavoro e studio si possono fare. Tempo fa ci eravamo trovati tanto tempo fa per fare un po' un bilancio, c'era la situazione di difficoltà per quanto riguarda i finanziamenti per il trasporto pubblico e c'erano stati dei problemi di non poco conto. Si è sanata la situazione?
I problemi sono fatti per essere risolti e quindi Ma è il stato compito risolto questo dell'associazione è quello di cercare la soluzione in quel momento. Troviamo a volte delle difficoltà di rapportarci con la Regione Veneto, ma in realtà poi alla fine troviamo sempre la quadra. Quindi sono E stati quindi pronti. anche con l'assessore attuale ai trasporti abbiamo un buon rapporto. Li risolviamo, sappiamo che ci sono delle difficoltà perché ancora una volta in Italia le regioni dove hanno un servizio di eccellenza vengono sottratti i fondi a livello, dal nazionale. Cioè, il nostro problema non è nei confronti della Regione Veneto, il nostro problema è nei confronti del livello nazionale perché taglia finanziamenti a una regione che ha nel settore, in questo caso nel settore dei trasporti, eccellente. Ecco, E quindi infatti non è assolutamente, riteniamo sia ingiusto che una regione che ha dei servizi di eccellenza non abbia il supporto di finanziamenti pubblici che sono importanti per migliorare, per far abbassare i costi all'utente. Assolutamente. Lavoro in un'azienda da oltre 10 anni nell'avvio del marketing e vi garantisco che non mi è stato mai proposto un piano formativo. Mi suggerite cosa dire al mio datore e che futuro per avere la mia azienda? Francesco da Tiene. Che futuro potrei avere nella mia azienda? Se ci dà il suo contatto lo contattiamo, creiamo dei pacchetti formativi per le singole aziende, entriamo in azienda, valutiamo qual è lo stato dell'arte e su questo noi proprio creiamo dei pacchetti proprio su misura. Costano tanto per l'azienda questi corsi formativi anche ad hoc? O ci sono delle agevolazioni di vario tipo? Allora, ci sono dei fondi, lasciamo perdere i fondi, quelli europei, sì, della esatto, comunità, no. Ogni azienda ha dei fondi che magari non lo sa, ma magari vengono accantonati che sono per la formazione del dipendente. C'è il Fonservizi, c'è un fondo per le aziende pubbliche che si chiama Fonservizi. Okay, poi, ma ci sono i fondi per gli artigiani, per la piccola e media impresa. Ecco, andiamo a prendere quei soldini lì che molte aziende neanche sanno di averli e li portiamo a retribuire una parte o a volte anche totalmente la formazione all'interno dell'azienda. Spesso ci sono dei datori di lavoro che non sanno di avere accantonato dei soldi per i propri dipendenti per fare la formazione. Ecco, glieli andiamo a prendere. E glieli portiamo, li mettiamo anche l'assegno attaccato al corso di formazione. E dopo capire che tipo di vantaggio può portare una crescita formativa all'interno dell'azienda che potrebbe essere altrettanto utile. Domanda che era appiccicata all'altra, se appunto gliela faccio, lei come vede una maggiore autonomia regionale dopo, a prescindere come verrà ad attuarsi comunque quello che è in trattativa adesso, Stato-Regioni? Proprio alla luce di quello che lei diceva. No, è importante, il Veneto ha una marcia in più. Il Veneto, la Lombardia è inevitabile dirlo, c'è una marcia in più, l'Italia è lunga e quindi si crea una situazione di divario forte. Per il Veneto è un freno rimanere all'interno di un contesto nazionale, però vogliamo rimanere in un contesto nazionale e anche europeo, perché non possiamo pensare di essere un qualche cosa di autonomo e avulso al mondo che ci circonda. L'autonomia ci può aiutare per tenere all'interno del territorio fondi che vanno su un calderone nazionale e che poi non vengono reinvestiti nei territori che li producono. Ecco, quello che noi vediamo in Friuli, in Trentino, no? Dove trattengono il 98% del
delle imposte, e in più vanno comunque nel 2% a colmare dai fondi nazionali. È chiaro che lì hanno delle marci in più. Lo vogliamo, credo sia importante averlo anche come Veneto. Ma se il Veneto risparmia, poi questo qui andrà a tutto vantaggio delle altre regioni che sono leggermente o ampiamente più lente per vari contesti, per varie situazioni che ci possono essere, no? Ecco che diventa un supporto, no? Il fisico buono che funziona per se stesso, ma funziona anche per gli altri. E quindi il Veneto ha la possibilità di essere anche trainante anche per gli altri. Nicola Mazzonetto, grazie molte, il tempo è volato, siamo arrivati al termine, quindi a questo punto buon lavoro, la rivedremo presto, in bocca al lupo per i suoi allenamenti, lei è un maratoneta ormai internazionale, fa il ciclo delle maratone più prestigiose, tra l'altro si fa anche bandiera portavoce di un'iniziativa benefica molto importante. Diciamo, la Fondazione Celeghin a favore della lotta contro i tumori cerebrali. Ho avuto l'onore di correre con la loro maglia alla Maratona di Berlino e anche alla prossima Maratona di New York. Porterò questa maglia della Fondazione Celeghin contro la lotta ai tumori cerebrali, che credo sia importante dare un segnale di speranza alle persone. Incentivare la ricerca. Grazie ancora, buon lavoro sotto tutti i profili. Grazie a voi di aver partecipato e noi come sempre ci rivediamo domani.